Buon pomeriggio, bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. Siamo di nuovo in diretta per darvi conto dell'emergenza coronavirus e di tutte le sue sfaccettature sanitarie, economiche, sociali. Ormai abbiamo cominciato a conoscerle tutte queste sfaccettature. Diciamo che preferivamo non conoscerle e non averne a che fare, ma questa è la situazione purtroppo. C'è di fatto che però fortunatamente ci sono anche dei dati positivi, soprattutto dal fronte sanitario. Ieri sera vi avevamo annunciato, più o meno a questa ora, un po' dopo, il contagio zero nel Veneto. Ieri sera per la prima volta il report della Regione del Veneto con azienda zero riportava 0 contagi in tutte le province del Veneto, un dato eclatante che aveva spinto all'entusiasmo, anche alla prudenza, c'è da dire, perché comunque restano delle persone in terapia intensiva. Poi il nuovo bollettino questa mattina ha parlato di nuovi casi, per l'esattezza 21 nuovi casi su tutto il territorio regionale, di questi 21 10 in provincia di Verona. Il trend comunque, va detto, è in diminuzione. Oggi il governatore Zaia nel consueto punto stampa si è soffermato su questi dati e ha dato la parola anche a Francesca Lorusso, che è la dirigente del Dipartimento di Prevenzione della Regione del Veneto. Di fatto i numeri ci dicono che in Regione ci sono soltanto, tra virgolette ovviamente, 12 posti letto occupati nelle terapie intensive da soggetti Covid positivi. È un dato bassissimo. Vi ricordo che un mese fa parlavamo di quasi 400 soggetti, 400 posti letto occupati nelle strutture ospedaliere del Veneto. Lo scarto quindi è evidente. Nel corso dei nostri telegiornali vi daremo conto dei dati, della contabilità del contagio. Sul fronte nazionale oggi si è tenuto il punto stampa invece della protezione civile italiana, che si tiene, lo sapete, ormai soltanto 2 volte alla settimana. Oggi ci sono state delle prese di posizione molto importanti e non buone per certi versi, in particolare quella del direttore generale dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, Nicola Magrini, che nel corso della presentazione del rapporto epidemiologico ha detto che il vaccino anti-Covid-19 non sarà pronto prima della primavera, forse addirittura l'estate del 2021, ma partirei proprio dalle parole esatte di Magrini, che prego la regia di mandare in onda. I tempi di partenza. Sul vaccino solo una precisazione, quello che lei chiama vaccino italiano è il vaccino di Oxford, del Jenner Institute, con cui l'Istituto di Pomezia ha collaborato. Il vaccino è inglese, c'è certamente un'alta capacità italiana nella ingegnerizzazione, è in fase 1, in un'ampia fase 1 su diverse centinaia di pazienti, darà i risultati sulla sicurezza, poi passeranno alla antigenicità. Che qualcuno pensi di somministrarlo a qualcuno in questo momento non mi risulta. Io ho detto primavera-estate, ecco, volevo anzi allungare quello che ho detto prima. Ecco, primavera-estate, questa la prospettiva di Magrini, che è direttore dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di cui tra l'altro Domenico Mantoan, numero 1 della sanità veneta, è presidente a sua volta. Chiedo alla regia se è possibile anche di mandare in onda le parole, è un intervento molto breve, di Giovanni Rezza, che è dirigente dell'IS, dell'Istituto Superiore di Sanità, perché Rezza si è soffermato in particolare sui rapporti tra caldo estivo e virus. Purtroppo al momento ci sono tante rassicurazioni ma poche evidenze scientifiche. Chiedo alla regia se può mandare in onda Rezza, che appunto è dirigente dell'Istituto Superiore di Sanità. Lei chiede se il caldo può avere un ruolo nella diminuzione dell'epidemia.
lasciamo il professor Rezza che sicuramente su questo è noto. Perché soffre il caldo, il meteorologo. Allora, no, ma è chiaro che tutto nasce dal fatto che le infezioni respiratorie nel periodo estivo hanno una diminuita incidenza, no? Dall'influenza ai varie forme di raffreddore, fra cui anche quelle da coronavirus comuni. In questo caso noi dobbiamo dirlo subito che non lo sappiamo, cioè nel senso che il caldo perché ha un effetto, diciamo, sulle virosi respiratorie normalmente? Non tanto perché può provocare chiaramente uno stress del virus attraverso una più rapida evaporazione, essiccamento, diciamo, dei droplet e quindi anche una minore resistenza durata, diciamo, resistenza ambientale. Su questo potrebbe avere un effetto, ma non è facilmente quantizzabile. Nella stagione estiva però c'è naturalmente il distanziamento sociale perché chiudono uffici, scuole, si vive di più all'aria aperta, quindi in qualche misura c'è un effetto sui comportamenti umani che può diminuire l'incidenza di virosi respiratori. Quanto si applica a un'infezione da un virus nuovo, perché questo è un virus nuovo per la popolazione umana, che quindi è un'ampia popolazione suscettibile, è difficile dirlo. È difficile dirlo, così Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità sul rapporto fra virus e caldo estivo. Non ci sono quindi evidenze scientifiche. Abbiamo voluto cominciare questa diretta pomeridiana proprio dal quadro scientifico, perché da qui parte tutto, da qui parte qualsiasi considerazione anche di natura, se vogliamo, economica su quella che è la ripresa, la ripartenza che è entrata nella sua fase 2 bis, così è stata denominata, con l'apertura dei locali pubblici, dei negozi ormai da una settimana. Per fare il bilancio di questi primi giorni sul fronte dell'attività commerciale, delle attività in genere, siamo collegati via Skype con Federico Capraro, che è presidente dell'Ascom di Treviso. Buonasera Presidente. Presidente, mi sente? Adesso voi dovreste sentirmi meglio, Sì, credo. Perfetto, adesso la sentiamo forte e chiaro. Presidente, come è andata questa prima settimana di fase 2 bis? Chiamiamola fase 2 bis. È stata la settimana delle riaperture. Abbiamo registrato le riaperture di quasi tutto il commercio al dettaglio, non del 100%, ma quasi tutti hanno riaperto con molta voglia, molto entusiasmo, soprattutto molto bisogno di riaprire. Per quello che riguarda invece i pubblici esercizi, c'è stata una riapertura nel corso della prima settimana, la spicciolata non tutti hanno fatto, ovviamente le grandi dimensioni, coloro che possono riorganizzarsi gli spazi in maniera comoda hanno già riaperto, i locali che sono quelli della convivialità e dell'incontro, penso alle osterie e i bar, hanno quasi riaperto tutti. Alcuni ristoranti, quelli di dimensioni più piccole, quelli dove l'impatto di questi dispositivi è maggiore, stanno ancora aspettando. Contiamo nel giro di un paio di settimane che si arrivi alla riapertura anche di tutta questa componente dell'offerta commerciale. Com'è stata la risposta dei clienti in questi primi giorni? Prevale la paura, la voglia di ricominciare, di relazionarsi? Che fotografia può scattarci? Ma più che paura parlerei di timidezza, nel senso che ovviamente 90 giorni, 3 mesi lunghissimi, catapultati in un contesto completamente diverso che era quello del lockdown, richiedono un po' di tempo per tornare ad alcune abitudini che sono la semplice passeggiata, il semplice struscio o il semplice ritrovare un po' di entusiasmo, di voglia di passeggiare anche tra le vetrine. Quindi direi sicuramente un inizio timido, questo per tutte le merceologie. Ci vorrà pazienza
ci vorrà tempo e soprattutto ci vorranno le certezze, perché il commercio si basa sulla libera circolazione delle persone, che è ancora limitata, la libera circolazione dei denari, e in questo caso i denari, penso a chi è in cassa integrazione, a chi è timoroso di prospettive future, ovviamente circolano con un'attenzione completamente diversa, e poi ci vuole anche una sorta di positività, di entusiasmo che pian piano tornerà, ma ripeto, ci vuole tempo. I primi dovremmo essere noi, insieme a voi che fate comunicazione. È importante anche questo tipo di comunicazione. Certo è che, ripeto, sarà ancora un po' lunga. E a proposito di comunicazione, noi ovviamente facciamo il tifo perché tutto riparta e i negozi, le attività commerciali possano ritornare a lavorare, ma allo stesso tempo comunichiamo anche la prudenza che è necessaria per non ritornare al punto di partenza, il che sarebbe assolutamente drammatico. E lei in queste ore continua a lanciare degli appelli, soprattutto ai giovani, perché di fatto bisogna evitare gli assembramenti. Ci avviciniamo al primo weekend di fatto libero da 90 giorni a questa parte e il rischio di assembramenti è molto elevato, soprattutto all'esterno dei locali pubblici. Lei che appello si sente di lanciare ai giovani e ai meno giovani? Innanzitutto abbiamo fatto come Confcommercio Treviso un grandissimo lavoro nelle settimane precedenti con l'UIS 2, con gli organi di controllo, con i comandi di polizia locale e con gli operatori. Non ultimo l'appuntamento di martedì con il quale abbiamo fornito tutte le indicazioni precise anche su aspetti molto di dettaglio e tagliati su ogni singola attività, su ogni singolo contesto. Diciamo che abbiamo ottenuto quella che era una grande richiesta della categoria, che era la riapertura anticipata. Le previsioni non erano quelle del 18 di maggio, erano quelle del 1 di giugno, se vi ricordate, invece abbiamo ottenuto questo risultato, così come, dobbiamo dirlo, abbiamo ottenuto anche un altro risultato, che è stato quello dei dispositivi. Le linee guida dell'INAIL erano assolutamente impraticabili per moltissimi di noi esercenti. E invece dobbiamo essere sinceri, le prescrizioni sono assolutamente accettabili e è assolutamente possibile per qualsiasi tipo di attività organizzare la propria quotidianità, la propria operatività tenendo conto di questo. Ci vengono chieste 3 cose, che sono 3 M: la mascherina, il metro di distanza e le mani, che devono essere igienizzate o coperte da guanti. A me sembra che siano 3 dispositivi molto semplici e che noi assolutamente dobbiamo rispettare e far rispettare. Ora, l'appello che abbiamo fatto, anche in accordo con, ripeto, con i comandi di polizia locale della città di Treviso, di Conegliano, di Asolo, di altre ancora, che abbiamo condiviso anche con il prefetto, è proprio quello della responsabilità. Non è una parola chiave, è una parola d'ordine. Responsabilità da parte di tutti, degli esercenti e dei consumatori, degli avventori, di coloro che frequentano le strade, le piazze e i nostri locali. Non possiamo rischiare, dopo tutto, di fare un passo indietro per aver troppa fretta di farne uno in avanti. Per cui questo è il weekend della prova del 9, dobbiamo essere assolutamente responsabili e questo è un appello, è un richiamo, ma è soprattutto è un'attenzione che dobbiamo fare, e chiudo per questo motivo. Certo. La prima questione di tutti i ragionamenti che stiamo mettendo in piedi è la salute pubblica. Non possiamo metterla a rischio e non può essere messa a rischio da parte di un comportamento sbagliato di alcuni di noi o di alcuni dei nostri clienti. Per cui abbiamo convenuto anche con i comandi di polizia locale la massima disponibilità reciproca, la massima collaborazione
C'è stata una fase preventiva, la fase repressiva interverrà solamente in quei casi che vanno oltre il limite. Ecco, Ecco perché facciamo questo appello, ecco perché voi dite i giovani, anche i giovani, che sono quelli che sicuramente hanno sacrificato di più le loro abitudini, sono i primi che oggi devono dimostrare che la responsabilità fa parte dei loro valori. Voi stessi, quindi come baristi, ristoratori, esercenti in generale, farete rispettare le regole, questo è il messaggio sostanzialmente, perché un passo indietro non ce lo possiamo permettere, questo è il senso e questo è il suo messaggio, Presidente. Questo sul fronte, diciamo così, sanitario, degli assembramenti, della gestione di questa fase 2 bis, così l'abbiamo chiamata. C'è poi tutta la partita economica. In queste settimane, in questi ultimi mesi, Presidente, ci siamo sentiti più volte. Lei è stato molto spesso nostro gradito ospite e ha lanciato degli appelli molto accorati perché si intervenisse, perché il governo, le istituzioni intervenissero, dessero delle risposte chiare, precise, risorse ai commercianti. Le chiedo, il decreto rilancio che finalmente questa settimana ha visto la sua bollinatura e il, diciamo così, il sigillo dell'ufficialità, la soddisfa? Ma il decreto rilancio ricalca il decreto Cura Italia per gli stessi termini, che sono quelli della inadeguatezza delle misure. Nulla da dire rispetto alla giusta e corretta tutela dei lavoratori, l'intervento nel Cura Italia della cassa integrazione delle 9 settimane, ora riproposto per altre 9 settimane dal decreto rilancio, è assolutamente una misura corretta. Per tutto il resto stiamo parlando di misure che sono assolutamente inadeguate, assolutamente fuori dalle dinamiche delle nostre imprese. Lo dico non solo per il settore turismo, ma lo dico anche per il settore commercio e per i servizi. Proprio il terziario è l'ambito nel quale ci saranno le maggiori ripercussioni, perché non ci sono stati gli interventi necessari. Su tutti, il piano. Cioè fare un decreto rilancio senza un piano di rilancio per un paese è assolutamente una proposta, una risposta inadeguata a quelle che sono le esigenze, perché domani mattina siamo di nuovo tutti al punto di partenza. Ecco perché gli interventi a fondo perduto sono interventi inadeguati, ecco perché gli interventi che portano a una garanzia sui finanziamenti non sono le soluzioni di cui hanno bisogno le imprese. Abbiamo bisogno di un piano di rilancio per tutta l'economia italiana, dietro ai grandi driver, il Made in Italy, nel nostro caso gli aspetti legati al territorio, l'eccellenza del nostro territorio e gli interventi mirati al sostegno delle imprese. Altrimenti, e lo dico perché è un aspetto che avevo già accennato ormai un paio di mesi fa proprio in questi interventi nelle vostre trasmissioni, è questo: a settembre-ottobre ci sarà l'emersione di quei dati che oggi sono nascosti dalla non riapertura, che sarà la chiusura definitiva di molte attività e l'impossibilità di coloro che lavorano di essere ricollocati sul mercato. Ecco perché dall'ambito economico stiamo già creando, ahimè, le condizioni per l'emergenza sociale, che a settembre-ottobre sarà già ampiamente in corso. Abbiamo bisogno di interventi completamente diversi. Tra l'altro, Presidente, proprio oggi è emerso un altro dato che dà la dimensione della drammaticità dell'emergenza economica e di quello che lei sta dicendo. Nel 2020 la perdita della ricchezza su base nazionale sarà del 9,1% e dunque è come se all'Italia venisse meno quella dell'intero Veneto. È uno dei dati, in questo caso proveniente
dal Fondo Monetario Internazionale, resi noti oggi dai 4 presidenti delle Camere di Commercio regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, quindi il presidente Mario Pozza. È un dato che fa veramente riflettere questo, Capraro. Ma fa impressione, proprio per questo dico che c'è bisogno di un piano di rilancio, per cui noi dobbiamo trovare delle soluzioni alternative, nuove, creative, che portino il Paese a recuperare in un altro ambito quel 9% che inevitabilmente verrà diminuito a causa dell'impatto di questa emergenza. Questo è un dato previsionale, ma possiamo già darlo come dato di fatto. Ora dobbiamo attivarci per capire dove il Paese deve puntare, in che direzione deve andare per recuperare quel 9%. Mi pare di capire, Presidente, è una essenziale per le nostre imprese e per garantire le nostre comunità. Mi pare di capire, Presidente, che i commercianti sono pronti a fare la loro parte, a sacrificarsi, a procedere anche con gradualità e con tutte le misure di sicurezza, a sopportare i costi di questa crisi, ma dall'altra parte, da parte del governo, lei dice ci deve essere uno shock vero e proprio, altrimenti non si va tanto avanti. Oggi gli imprenditori stanno scommettendo. La riapertura è una scommessa, perché non ci sono le prospettive e non ci sono le certezze. Noi non chiediamo certo al governo le certezze in un contesto che non le può dare, perché è onestamente a livello internazionale un contesto difficile. Abbiamo però l'esigenza di avere delle linee guida certe, un piano certo, delle indicazioni e direzioni certe, quello sì, dove questo Paese vuole andare nella prossima prospettiva di sviluppo. Poi gli imprenditori, e in particolare quelli veneti e quelli trevigiani, hanno sempre fatto la loro parte. Non a caso siamo dal dopoguerra in poi la locomotiva d'Italia, per cui anche questa volta noi ripartiremo a fare la nostra parte, però c'è bisogno di un governo che detti la linea. Presidente Capraro, messaggio forte e chiaro, buon lavoro davvero per questo primo weekend di fase 2 bis, ci aggiorniamo. Grazie a Federico Capraro, Presidente dell'Ascom di Treviso, buonasera e buon lavoro davvero. Questo sul fronte trevigiano. Vediamo adesso cosa sta succedendo invece a Padova dopo l'appello dell'assessore al commercio Antonio Bressa. C'è stato un incontro con le associazioni di categoria, un incontro chiarificatore anche dopo le immagini degli assembramenti di inizio settimana che avevano fatto il giro non solo del Veneto ma di tutta Italia. Sentiamo Filippo Segato, segretario dell'APPE di Padova. Prego la regia di mandare in onda il servizio. Grazie. Abbiamo riscontrato da parte delle autorità una grande disponibilità, una collaborazione. Ci hanno assicurato che già durante questo fine settimana, che purtroppo si presenta caldo, diciamo, da questo punto di vista, saranno presenti nelle aree più importanti della nostra città le pattuglie in modo visibile per, diciamo, instaurare un clima di prevenzione. Ecco, quindi è stata accolta la richiesta dell'APPE di avere una maggiore prevenzione piuttosto che un clima repressivo. È pace fatta tra baristi ed istituzioni. Le immagini della festa esagerata di lunedì scorso non sono piaciute a nessuno, quindi gli esercenti raccolgono l'invito fatto anche ai nostri microfoni dall'assessore Antonio Bressa. Da parte nostra, come associazione, abbiamo manifestato l'interesse naturalmente degli esercenti a collaborare con le forze dell'ordine segnalando eventuali problematiche, e già lunedì prossimo avremo una riunione degli esercenti di Piazza dei Signori per parlare di 2 iniziative che intendiamo lanciare. La prima è l'introduzione del servizio di addetti alla sorveglianza, quindi professionisti. Seconda iniziativa è favorire il servizio soltanto per la clientela seduta ai tavolini dei bar. La sinergia con l'amministrazione locale però non si ferma qui.
I baristi infatti rilanciano avanzando un'ulteriore proposta, ovvero la delocalizzazione in parchi ed aree verdi di locali che non hanno a disposizione il plateatico. Presenteremo anche un'altra iniziativa che il Comune sta ideando in questo momento ed è la possibilità di delocalizzare nelle aree verdi della città, in particolare i parchi pubblici, i locali, il servizio per quei locali che non hanno possibilità di collocare o ampliare il plateatico. Pensiamo ad esempio a tanti esercizi nella zona del ghetto che non hanno effettivamente spazio per collocare tavolini e sedie all'esterno dei locali. Questi gli esempi molto concreti che porta il segretario dell'APPE di Padova, ma in tutto il Veneto c'è questo problema, ovvero il fatto di dover scongiurare l'assembramento, la cosiddetta movida, cercare quindi di regolare il fenomeno, stante per l'appunto la riapertura, la ripartenza. A tal proposito vi farei sentire le parole del sindaco di Feltre, quindi andiamo nel bellunese dopo essere stati a Treviso e Padova, il sindaco di Feltre Paolo Perenzin. Paolo Perenzin di fatto scatta una fotografia alla situazione attuale e parla di una responsabilità condivisa per l'appunto fra cittadini, esercenti e amministrazione comunale. Vedo che il servizio è pronto, le dichiarazioni di Paolo Perenzin, sindaco di Feltre. Buon pomeriggio a tutti. Questa settimana è stata la settimana della ripartenza delle attività economiche e nella fattispecie soprattutto dei ristoranti e dei bar. Come amministrazione comunale abbiamo snellito e cercato di velocizzare le procedure per concedere ulteriore occupazione di spazio pubblico al di fuori dei locali come plateatici e pedane, per poter consentire alle persone e in particolare agli avventori dei bar di sedersi all'esterno in sicurezza rispettando le distanze. Abbiamo riscontrato e stiamo riscontrando un'ottima collaborazione da parte dei gestori. Mi sentirei di dare un messaggio a tutti noi cittadini, in qualità in questo caso di avventori, di ricordare che dobbiamo cercare di sederci il più possibile e di evitare per quanto possibile lo stazionamento in piedi fuori dai locali. Questo per dare una mano ai nostri gestori che hanno bisogno assoluto di poter ripartire in tranquillità e in serenità e per evitare che si creino gli assembramenti al di fuori dei locali. Sarebbe veramente un peccato, a causa di qualche comportamento irresponsabile, rovinare il grosso lavoro che è stato fatto in questi 2 mesi e che in questo momento ci sta dando dei risultati importanti dal punto di vista del contenimento dell'epidemia. I locali potranno rimanere aperti e lavorare tanto in quanto riusciremo davvero ad essere rispettosi con il nostro comportamento della situazione del distanziamento fisico. Distanziamento fisico, su questo concetto è ritornato tra l'altro oggi ospite della nostra diretta anche il direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldonio, che ha chiaramente detto: signori, siamo arrivati a 0 posti occupati nelle terapie intensive in provincia di Belluno. È un dato importante, ma dobbiamo preservarlo in tutti i modi. Su questa linea, quindi anche il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin. Adesso per noi c'è un momento di pubblicità, ci troviamo subito dopo. Nuovo in diretta per raccontarvi l'emergenza coronavirus in tutte le sue declinazioni. La voce del governo in questi giorni è importante ed è fondamentale più del solito per certi versi, perché proprio in questi giorni dal fronte romano sono arrivate tante notizie. C'è una misura da 55 miliardi di euro, apprezzata, contestata, giudicata in tanti modi, ma di fatto ci sono 55 miliardi sul tavolo, sono tanti, sono di fatto 2 manovre finanziarie. Per parlare di questo e di altro siamo collegati con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Martella. Buonasera sottosegretario. Buonasera a lei e ai vostri telespettatori. Ecco sottosegretario, sono
giorni, in realtà sono mesi, sono settimane molto complicate, ma questa settimana c'è stata la bollinatura ufficiale del decreto rilancio, di questo provvedimento enorme anche dal punto di vista finanziario. C'era chi voleva ovviamente di più, però di fatto è un provvedimento importante. So che si sta andando verso una semplificazione delle procedure, questo è l'intento del governo. Sì, come lei giustamente ha detto, si tratta di un provvedimento di grandissima portata. Sono 55 miliardi che fanno seguito ad un intervento in precedenza di 25 miliardi e ad un ulteriore decreto che permette una liquidità e una garanzia a favore delle imprese. Naturalmente siamo ben consapevoli che le conseguenze economiche e sociali di questa emergenza hanno determinato un ripiegamento della situazione occupazionale della nostra economia. È una prima terapia d'urto che serve per permettere un rilancio del nostro paese e interviene in molti settori, perché interviene innanzitutto sulla sanità e sulla protezione civile con 5 miliardi per garantire che il nostro sistema tenga sempre e in qualsiasi evenienza, e ricordo che molte risorse poi vengono direttamente distribuite alle regioni, come sono stati distribuiti 114 milioni all'inizio di questa emergenza al Veneto. C'è una parte molto importante che riguarda il lavoro, con l'estensione a tutti della cassa integrazione e con l'estensione e l'ampliamento del bonus per gli autonomi. Si tratta di 26 miliardi e qui, come ha detto lei giustamente, si tratta di semplificare. Per esempio, verrà saltato il passaggio con le regioni che hanno avuto una certa lentezza nell'erogazione della cassa integrazione, si potrà accedere direttamente dalla richiesta dei cittadini all'INPS e quindi verranno accorciati i tempi. Poi ci sono 16 miliardi per le imprese, contributi a fondo perduto, tagli IRAP e IMU, e anche queste potranno permettere alle nostre imprese di ripartire, così come c'è un consistente intervento a favore degli enti locali, 6 miliardi, 3 per i comuni, 500 per province, città metropolitane e poi ancora per le regioni, e un consistente intervento anche a favore del turismo con la cancellazione dell'IMU per le imprese alberghiere e con una serie di interventi come il tax credit, con uno sconto sulle vacanze da usare alle famiglie, per famiglie. Quindi un intervento molto complesso che si colloca in una fase molto delicata come questa che stiamo vivendo di riaperture. Ecco, lei citava giustamente le amministrazioni locali, gli enti locali. Il fronte ultimo di scontro fra governo e regioni, in particolare Veneto e Campania, riguarda i 200 milioni di euro che il decreto rilancio aveva stanziato per le zone rosse. Zone rosse dalle quali sono state stralciate con quell'errata corrige i comuni veneti e campani. Cos'è successo? So che il governo sta già in qualche modo pensando a un ripristino o a una soluzione alternativa. Ma sì, certo, lo ha annunciato poco fa il presidente Conte, ma era stato detto già nella giornata di ieri da alcuni di noi e anche dal ministro dell'economia. Si è trattato di un intervento che era stato pensato per quelle province della Lombardia dove c'è stato un altissimo tasso di contagi e quindi di mortalità. Tutti ci ricordiamo le scene tristissime che abbiamo visto con le bare delle persone che non c'erano più, anche arrivare nella nostra regione. Al contempo era stato previsto poi un intervento a favore delle varie zone rosse. C'è stato un errore tecnico evidentemente che ora verrà risanato con un intervento del Parlamento in sede di conversione di legge per fare in modo che tutti quei comuni che abbiano fatto parte di zona rossa possano avere un indennizzo. Eviterei guerre, competizioni, propaganda
inutile. Parlare di ricorsi mi pare del tutto inutile. Inviterei anche il Presidente della Regione su questo a tenere i nervi saldi. Stiamo facendo tutto e faremo tutto perché si possa recuperare anche con un'attenzione a quei comuni che per esempio nel Veneto sono stati indicati zona rossa. Quindi parliamo di Voi Euganeo, ma anche le province di Padova, Treviso e Venezia che l'8 marzo erano state dichiarate zona rossa. Sì, lei sa che poi lo sono state dichiarate per pochi giorni perché poi intervenne tutto il provvedimento che caratterizzava nazionalmente il nostro paese e quindi diciamo il comune invece che per più tempo era stato indicato zona rossa era sicuramente Voi Euganeo. Quindi io penso che al di là della distinzione zona rossa o non zona rossa, ricordo anche le polemiche da questo punto di vista, chi la voleva, chi non la voleva, i contrasti che ci sono stati anche in questo senso. Penso che il compito del Parlamento, con il parere positivo del Governo, sarà studiare un'ulteriore assegnazione di risorse a favore di tutti quei territori, compreso il nostro, che sono stati particolarmente colpiti. Questo sarà un intervento equo e in grado di dare una concreta solidarietà a tutti. C'è poi un altro aspetto, sottosegretario, che riguarda l'ordine pubblico, la sicurezza, la sanità dei cittadini. Ne abbiamo parlato oggi diffusamente anche con il ministro D'Incà, con i rappresentanti di categoria, la Confcommercio, ovvero la paura che il contagio possa ritornare e quindi l'appello a evitare assembramenti, a rispettare le misure di sicurezza. Ecco, lei che cosa si sente di dire a chi ci sta guardando, a chi magari si appresta a vivere il suo primo weekend libero? Ma vorrei dire che dobbiamo continuare ad avere molta responsabilità e altrettanta cautela. I dati che abbiamo visto ancora oggi sul monitoraggio della situazione rispetto ai vari parametri legati al contagio ci dicono che c'è un contenimento, una diminuzione e che la curva epidemica è sicuramente in una fase di contenimento e di discesa. E però non possiamo lasciarci andare. Abbiamo visto come la misura del distanziamento, le misure di prevenzione personali e collettive sono state fondamentali e come abbiamo visto sia stato fondamentale una responsabilità da parte dei cittadini. E quindi io mi sento di dire che bisogna avere fiducia nel futuro, bisogna sapere che sicuramente usciremo da questa situazione, che lavoreremo perché ci possa essere una ripresa, perché al più presto ci possa essere un vaccino che ci permetta di uscire definitivamente da questa emergenza, ma fino a quando non sarà così non bisogna abbassare la guardia e quindi io invito tutti ad avere il massimo della responsabilità e a non lasciarsi andare a comportamenti individuali che potrebbero arrecare dei danni alla propria salute e a quella di chi ci sta vicino. Sottosegretario, in più, mi dica, prego. No, vorrei aggiungere che questa responsabilità ci deve essere anche da parte delle istituzioni, delle regioni. Adesso si è detto apriamo tutto, però abbiamo anche detto, e questo lo prevede un decreto del governo, che dovremmo monitorare i dati perché solamente se i dati saranno positivi noi possiamo continuare con una certa regolarità verso una vita normale e quindi dobbiamo lavorare perché questo avvenga, ma i dati li dovremo tenere sempre monitorati. Sottosegretario, lei è veneziano, originario di Portogruaro, conosce molto bene la realtà veneziana, del Veneto orientale, del litorale veneto. Questo ragionamento vale anche per il turismo. Si sta facendo abbastanza per il turismo perché le categorie economiche, soprattutto del mondo degli albergatori e quant'altro, non sono molto soddisfatti. Cosa si sente di dire a queste categorie, a questi imprenditori che lei conosce molto, molto bene? Ma tanto mi sento di dire che comprendo quali sono le ragioni delle loro difficoltà.
so benissimo quanto sia importante il turismo nella nostra regione e quanto lo sia importante a livello nazionale, e di che cosa sia successo in questo periodo e dei posti di lavoro che si sono persi in questo settore. Devo dire che abbiamo un contatto costante con le categorie, con le varie federazioni, anche degli albergatori. Io penso di non dire nulla di non ufficiale, vi dico anche che da parte degli albergatori del Veneto ho ricevuto una lettera di riconoscimento e di ringraziamento abbastanza inusuale rispetto al lavoro che stiamo facendo, che ovviamente fa parte solamente del dovere che ci è imposto. Qui abbiamo fatto una serie di interventi per le imprese con ristori a fondo perduto, sostegno per adeguamenti, sospensione delle imposte, IRAP, credito imposta locazioni, riduzione delle bollette. Abbiamo previsto e confermato il bonus per gli stagionali, abbiamo previsto la cancellazione della prima rata IMU a scadenza a giugno, e abbiamo previsto un fondo per il turismo, per la valorizzazione degli immobili turistici, abbiamo previsto anche un fondo per le sanificazioni e, come dicevo prima, questo tax credit per le famiglie, sia da utilizzare per l'80% come sconto in fattura e per il 20% in detrazione. Tutte misure che servono a sostenere il nostro turismo. Certo che mi rendo conto le regole, i protocolli che dovranno essere rispettati per il distanziamento rendano più difficili le vacanze di quest'anno, e quindi l'andamento dell'intero settore turistico, ma io penso che bisogna continuare a muoverci in questa strada per fare in modo che questo settore possa continuare a vivere e in seguito essere rilanciato. Lei, sottosegretario, ha la delega all'editoria, all'informazione, e le chiedo quanto è importante comunicare in questo momento. Per esempio, sul fronte turistico c'è da comunicare il fatto che l'Italia è pronta a ripartire, e le sue spiagge, le sue bellezze, le sue montagne. Parlava lei prima di Made in Italy. Quanto è importante oggi comunicare il Made in Italy all'estero, e cosa state facendo da questo punto di vista? Beh, è molto importante avviare dei piani di comunicazione anche all'estero sulla sicurezza del nostro paese, degli impianti che abbiamo, e per fare in modo che ci sia fiducia nel nostro paese anche da parte di quelli che sono molti diciamo turisti che appunto vengono dall'estero. Noi penso dovremmo lavorare per un piano di comunicazione del nostro brand, del Made in Italy e delle nostre città, per esempio, delle nostre aree turistiche all'estero, e questo è un impegno che abbiamo già preso e sul quale stiamo lavorando, e lo dobbiamo fare in collaborazione con le regioni ovviamente e con un impegno diretto da parte del governo nazionale. È una questione molto importante. Naturalmente dobbiamo garantire la sicurezza, perché chiunque di noi andrà in vacanza in qualsiasi parte solamente se si sentirà sicuro di poterci andare. Sottosegretario, grazie, buon lavoro. Ci aggiorniamo presto. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Sottosegretario, grazie mille. Era Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Continuiamo, siamo alle battute conclusive. Il nostro viaggio nel Veneto. Ritorniamo anzi a Padova, dove il professor Andrea Crisanti, che ormai tutti conosciamo, ha ricevuto oggi una donazione di 42.000 euro servita ad acquistare un
potente macchinario in grado di velocizzare le analisi dei tamponi. Alla fine abbiamo capito che la gestione, il contenimento dell'emergenza sta tutto in questo, nell'analisi tempestiva, veloce, massiccia dei tamponi. Il contributo è arrivato dal Rotary Club della provincia di Padova, ma vediamo il servizio dalla redazione padovana. 42.000 euro il professor Crisanti srotola il grande assegno di carta appena ricevuto dal presidente del Rotary Club Padova Nord. La somma raccolta in questi mesi dai gruppi della provincia è stata destinata all'acquisto di un estrattore molecolare, un macchinario costosissimo che è in grado di estrarre l'RNA del virus e quindi di ottimizzare le analisi delle migliaia di tamponi che vengono quotidianamente processati dal Dipartimento di Microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova. È un'operazione di estrazione che con questa apparecchiatura viene fatta in un modo automatico e molto preciso e permette quindi di aumentare il numero di tamponi che vengono processati. Dopodiché da questo il materiale che viene estratto da questa macchina dai tamponi va in quella struttura che ha acquistato la Regione Veneto. I macchinari che attualmente sta utilizzando il team del professor Crisanti in questi 100 giorni di emergenza hanno lavorato senza sosta 24 ore su 24 ed ora mostrano i segni di usura. Per questo a breve arriveranno 2 nuovi estrattori a cui si aggiunge il terzo macchinario acquistato grazie alla donazione dei Rotary Club Padovani e di Campo San Piero. Abbiamo acquistato una macchina che permette di preparare meglio i campioni che poi vengono misurati dagli strumenti successivi. Ecco, del professor Crisanti torneremo a parlare nel corso dei nostri telegiornali serali. Professor Crisanti che oggi è ritornato sull'utilità della mascherina, non tanto come slogan, ma proprio perché abbatte la carica virale. Non è il virus che è meno potente, ha detto Crisanti, sono i dispositivi di sicurezza che diminuiscono l'esposizione al contagio e quindi la possibilità di essere infettati. È tutto per questa diretta straordinaria. Ringrazio Italo Morao e Tony Esposito in regia. Ci troviamo dopo la pubblicità per il telegiornale regionale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.